Cari concittadini, sono il comandante Mangia la Trippa Vincenzo. Ho dovuto registrare questo video per spiegare che cosa è successo dopo l'ordinanza sulle deiezioni canine, eccetera, eccetera. Io capisco che all'inizio è difficile far rispettare una legge, ma dopo un mese le due guardie al mio comando non hanno fatto neanche una multa? E com'è possibile? Il vigile Gigetto di Scannasciumo di sopra afferma che i cittadini trovano mille scuse per non pagarla. E mi sono scordato sacchetto e un cane teneva alle panza e non lo sapevo e mo la prossima volta le compro, eccetera, eccetera. Il vigile Gigino di Scannasciumo di sotto ha lo stesso problema, ma le deiezioni, parlando con rispetto, sono di un'altra grandezza e di un'altra consistenza, trattandosi di ciucci, cavalli e vaccarella, eccetera, eccetera. Ora tutte e due hanno moglie, figlie, che è nato, cugini, frate cugini, eccetera, eccetera. E hanno anche cumare e vabbè, che vivono nel proprio rione. Io capisco la difficoltà a fare la multa. Allora sapete che faccio? Per sciogliere stu nurk, stu chiastulil, eccetera, eccetera. Faccio un bell'ordine di servizio con il quale faccio salire Gigino e faccio scendere Gigetto. Già vedo le vostre facce scontente. Si dicono piede, eh? Ma ricordate, una legge senza sanziona è una fetecchia. E quindi non voglio sentire più le scuse su amici, parenti, frate cugini e compare, eccetera, eccetera. Solo così si può garantire l'ordine e il decoro del nostro amato paese. Parola del comandante Mangia la Trippa Vincenzo.